lavorazioni. Sì. Facciamo una cosa, vediamole direttamente, quindi raccontacele vedendo. Allora, per quanto riguarda i materiali, come stavamo dicendo prima, noi siamo una startup che crea, disegna e innova i materiali per poi fare uno scalato industriale e creare dei materiali per la moda. In questo caso, ad esempio, quello che sta inquadrando è un tessuto, è un finissaggio che si applica direttamente sui capi o comunque sui tessuti e crea un denim di effetto appunto naturale, fatto con particelle di sughero riciclate e con pigmenti naturali. Quindi qua, come possiamo vedere nell'etichetta, abbiamo la produzione che è stata fatta, la percentuale di quanto è stato risparmiato di prodotti chimici, acqua e tutti i processi produttivi, ed è certificato sostenibile e riciclato. E questo è una tecnologia nuova perché utilizza solo il 5-10% di acqua che normalmente si utilizza per tingere un jeans. Però come siete arrivati appunto a ideare questo tipo di lavorazione? Beh, io sono designer industriale, però di prodotto, e avevo sempre da piccolo, comunque avevo molta familiarità col sughero perché sono di Calangianus, e tra l'altro ti dico l'ho anche odiato un periodo, nel senso che palle, questo marroncino, Troppo sughero, troppo sughero. Poi invece appunto il sughero mi ha portato a ricercare su nuovi possibili materiali tecnici che non siano appunto di materia prima, che non siano appunto di produzioni di tagliare il legno, insomma materiali di scarto da poter riutilizzare. E quindi già 10 anni fa, mentre facevo i miei esperimenti con colle alimentari, avevo già visto che col forno di casa mia veniva qualcosa simile alla pelle. Ultra artigianale. Ultra artigianale, infatti erano delle cose che ci facevano, non posso credere che sta avvenendo una cosa del genere, e poi naturalmente con l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo siamo riusciti ad arrivare ad un livello di dettaglio molto molto buono, è un bispalmato, appunto una pelle fatta con un'anima interna di tessuto riciclato che può essere cotone, canapa, poliestere, e all'interno e all'esterno ha appunto il tipico effetto della pelle, l'effetto spugnoso che ha la pelle, quindi ti permette anche la mano, è una mano molto facile da lavorare per quanto riguarda i prodotti di alta moda e di design, sia dal punto di vista di moda, vista come luxury fashion, ma anche oggetti di design o comunque mobili come Moroso, tutti questi grandi firme italiane. Invece infine ci parli un po' di queste giacche ora. Sì. C'è tutte le lavorazioni che abbiamo visto, queste? Questo è sempre si chiama Nano Cork, è un finissaggio appunto che abbiamo detto prima. La caratteristica di questo tipo di capo è che, a parte che hai la possibilità di diciamo così, recuperare dei scarti di produzione che sono andati male attraverso appunto un coating di sughero, e in più ha anche delle caratteristiche tecniche molto eccelse, perché questo effetto dà anche un certo isolamento termico e anche statico, quindi evita che si accumulino le polveri sul capo, e in più, se si moltiplica il trattamento per 2 o 3 volte, riusciamo anche ad ottenere il 1000 o 2000% rispetto al tessuto originale di resistenza termica, di isolamento termico. Quindi non sono soltanto estetici, non sono soltanto etici e responsabili, ma sono anche appunto mi son perso. Cosa stavo dicendo? Sì, sono sicuramente utili per la vita No. di tutti i giorni, per la loro Sono funzione soprattutto che riciclati, hanno, sono soprattutto riciclati, ma ecco cosa volevo dire, non sono solo estetici ma sono tecnici, nel senso che hanno le loro prestazioni. Stessa cosa, cioè riuscire ad avere un materiale così resistente per poter lavorare i prodotti che usiamo quotidianamente, da uno scarto che è appunto lo scarto del sughero sardo. C'è stato un balzo in questi ultimi 2 anni veramente importante, grazie poi Alessandro si è unito al team, nel 2020 abbiamo montato la startup, e quindi tra le varie vicissitudini di Covid, guerre varie e carenze di materie prime, ora siamo pronti per iniziare. Fabio, grazie, ci hai parlato un po' su Instagram, un po' su Facebook e YouTube, ti vedremo, ci hai detto tutto, grazie, continua a stare qua alla fiera, alla Maker Faire. Certo, grazie a voi e in bocca al lupo. Allora proseguiamo il giro, ci stava guardando un altro maker, anche lui è gallurese, Fabio, devi sapere, anzi è proprio di Olbia, è il maker di casa. Ciao Antonio, come ti chiami? Antonio De Rosas. Tu sei proprio olbiese, no? Quindi faccio vedere un po' le tue lavorazioni, sono delle lampade, dici le caratteristiche. Sono delle lampade artigianali realizzate su disegno,
e niente. Da quanto tempo le Diciamo che è un fai? progetto che va avanti da 5 anni, ma da un annetto che abbiamo aperto la partita IVA stiamo cercando di farle conoscere. Immagino anche partecipare a fiere di questo tipo, è una bella vetrina. Sì, stiamo cercando di partecipare a fiere di questo tipo appunto per farle notare, farle conoscere un pochino. Allora guarda, vieni con me, prendiamo per esempio questa che è dentro la teca. Dimmi un po' la lavorazione, i tempi di lavorazione, come, qual è il materiale, come si costruisce. Allora, si parte dal pannello di alluminio, si disegna, poi si incide, si taglia, si piega, si rivetta, si vernicia e ci si impiega più o meno 18 ore a lavoro finito. Ma tu l'hai sempre fatto, hai studiato in qualche istituto tecnico o la passione è nata all'improvviso? No, è nata all'improvviso. Bene, questo è un bel esempio virtuoso anche dalla nostra città, viene dalla nostra città. Grazie Antonio, buona fiera. Qua abbiamo una VIP dei social, Sonia Ripamonti, che adesso ci dirà qualcosa. Sonia, sei in diretta su Instagram? No! Dici Che qualcosa. figure mi fai fare? Com'è questa fiera? Ti piace? Bellissima, venite tutti perché è bellissima. Bene. Vi aspetto numerosi. Da me non puoi aspettarti il tecnico, io il creativo, l'artistico, tutto quello che vuoi. E il party. I party che abbiamo. Soprattutto il party, ma diciamo anche in retroscena, avete visto su Facebook e su YouTube le poltrone per il salotto delle interviste, sono fornite da Sonia Ripamonti, grazie Sonia. Venite a trovarmi, The Green Life in via Cavour. Abbiamo fatto anche pubblicità, bene. Invece, eccoci qua, siamo al Fab Lab di Palermo, ecco, vedo qualcosa in funzione. Pierangelo. Io sono Pierangelo, ciao a tutti. Loro sono due bracci robotici che abbiamo costruito per attirare un po' l'attenzione dei ragazzi, perché abbiamo fatto la Digital Week, stiamo facendo, domani ci sarà l'ultima puntata della Digital Week con i ragazzi, abbiamo fatto dei workshop di robotica, stampa 3D, modellazione 3D, eccetera. E una delle cose che gli abbiamo fatto vedere sono questi due bracci robotici che si scambiano continuamente questa pallina. Uno è fatto con i Lego. Ah, ecco, no, da ignorante ti stavo per dire, sembrano i Lego. No, sono i Lego. Questo è Lego. Questo è fatto con un kit di robotica educativa Lego, che la Lego appunto faceva fino a qualche anno fa, adesso è stato sostituito, che serve proprio per fare robot che possono essere programmati. E invece quell'altro, quello in legno, è fatto con dei pezzi di legno tagliati al laser e dei servomotori. Il tutto è alimentato con quella scatoletta là che mi dà la corrente per tutto. E niente, il gioco è che loro due si scambiano questa pallina continuamente, non si fermano mai, non si stancano mai, finché uno dei due per errore non butta la pallina per terra. Ecco, però è interessante questo, l'errore, la percentuale di errore, quanto è? Riescono a fare anche 30-40 prese senza sbagliare, quindi non è male, tutto sommato per due robot che oscillano tantissimo mentre si muovono non è male, non è male. Sì, tempi di realizzazione per questi robot? Ma ci avremmo impiegato per mettere assieme circa una settimana di tempo, sì. Due paroline invece me le dici sul vostro Fab Lab. Fab Lab Palermo esiste dal 2013, è stato uno dei primi Fab Lab d'Italia. Ci occupiamo di artigianato digitale, facciamo tantissima formazione nelle scuole, a privati, su robotica, modellazione 3D, stampa 3D e tutta la STEM Education. Bene, Pierangelo, grazie. Grazie a voi. Grazie, sei uno dei protagonisti di questa Maker Fair Sardegna. Grazie, ci vediamo domani e domenica. Continueremo il giro anche con altri maker. Ciao, buona serata. Ciao. Ci fai vedere un po' qualcosa, sei in diretta su l'Instagram del Maker Fair Sardegna. Dici un po' di te, delle tue creazioni che uniscono l'arte con il riutilizzo. Esatto, sì. Riciclo quello che trovo praticamente. Mi occupo principalmente di scultura con materiali di recupero. Piglio io il microfono. Semplicemente giro, trovo dei materiali, poi raccolgo tutto e poi mi vengono in mente delle cose. Guardando il materiale stesso mi vengono in mente delle cose e le creo. Per esempio, allora, questo è un cane, ma vedo cos'è, un caricabatterie. Come l'hai creato? Allora, questo, ora non mi ricordo di questo sinceramente, comunque è il caricabatteria di un cellulare, il caricabatteria di un computer e 4 stecche di occhiali. E qui creato il cane. Mentre questa moto, alla stazione di Siena ho trovato le ruote di un trolley
le ho raccolte e poi ho fatto con le stecche degli occhiali le forcelle, con un caricabatteria di cellulare d'auto, il resto. Poi c'è la cosa più basica, i libri, allenamenti. Esatto, in questo periodo ci vorrebbero tanti di questi allenamenti. Sì, sono dei pesi molto utili. Invece, guarda, ti faccio l'ultima domanda su questo bel grappolo di uva con tanto di insetti, anche di ragni, Infatti vedo. si chiama piccoli sommelier perché appunto ci sono dei ragnetti, ed è un ragnetto e un moscerino che assaggiano l'uva prima di noi. Invece non ti ho fatto la domanda più importante. Tu come ti chiami? Sono Shakil, nome d'arte, chiaramente sono sardo, un nome sardissimo, però mi piace questo nome d'arte. Vengo da Ghilarza, cioè originario di Ghilarza, ora sto qui a Olbia, sono un po' itinerante e niente. Quindi non potevi non partecipare alla Maker Faire, no? In città. Sì, assolutamente. Bene, complimenti perché i tuoi lavori sono quelli che si fanno fotografare di più. Ho visto anche prima. Infatti dovrei mettere la cassetta delle offerte, Delle offerte, perché bravo. tante foto. Bravo, hai detto. Ciao, buona serata e buona fiera anche a te. Ciao, grazie. E terminiamo un po' così questo primo giro del primo giorno del Maker Faire Sardinia. Proseguiremo domani, dopodomani, sempre sui canali della Maker Faire Sardinia di Instagram, di YouTube, di Facebook. Buona fiera anche a voi, la potrete rivedere in replica sui canali che ho citato. E ciao!